Il girone di ritorno inizia subito con un big match per il Venezia Football Club che domani alle 15 in uno stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena, tutto esaurito, riceverà l'Inter campione d'Italia. Nostra intervista esclusiva con Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager arancione-verde, che fa con noi il bilancio dello storico 2024 e prospettive 2025. 2024 culminato con il ritorno del club in Serie A. Credere in un progetto e credere nel far crescere una società e farla diventare, io ho detto sempre, fare diventare questa società da Serie A a prescindere dai risultati. La categoria chiaramente ti dà una visibilità molto maggiore e dobbiamo fare di tutto per cercare di appunto battagliare e di tenercela stretta. Insomma, quando senti la vicinanza dei tuoi tifosi, senti questo spirito questo attaccamento verso la squadra, fa piacere e non ho dubbi che loro saranno la spinta in più per noi. Come può il Venezia fare un calcio sostenibile anche a livello di bilanci, di costi? Cercando di valorizzare i giovani giocatori, cercando di mantenere dei costi equilibrati e cercando di fare qualche scommessa e sapendo che comunque soprattutto in questa categoria il Venezia deve sempre battagliare per affermarsi e diventare una squadra di Serie A. E sul mercato? Dipenderà insomma anche un po' da quelli che sono gli aspetti economici, sicuramente qualcosa faremo, però dovremo anche far uscire qualche giocatore per cercare di avere le opportunità giuste per migliorare questa rosa.